Il calcio è fantastico finché... Per fortuna ci ha rivelato Medical Group. In casa Florindo, allenatore del Treviso, oggi saltano tutti i commenti tecnici, tattici. Questa è una vittoria estremamente emozionante. A partire dal pubblico, più di 3.000 persone, erano 15 anni che non si superava questa soglia al Terni, e poi la vittoria all'ultimo delle Spindis. Sì, è stata una giornata bellissima, insomma, anche per noi, per me, che l'abbiamo vissuta preparandola dal martedì fino ad arrivare ad oggi, quando iniziava il riscaldamento, dovevamo riempirsi lo stadio. È stata una grande giornata e coronata, secondo me, meritatamente con questa vittoria, che non è una vittoria solo dei ragazzi, ma oggi si è proprio percepito che è stata la vittoria dello stadio, della città, dei tifosi, della società, e di questo siamo orgogliosi. Io e i miei calciatori siamo orgogliosi di aver dato questa soddisfazione. Ed è anche un gol che viene dalla panchina, cross di Lattuchello, se non sbaglio. Gol di Spinix, quindi complimenti a Florindo. Ma no, oppure vediamola al contrario, Mario ha sbagliato a non fare le partite dall'inizio, no? C'è sempre c'è sempre il senno di poi, no, sono stati, mi ripeto, però la verità è questa, noi abbiamo la forza di portare avanti la partita, e anche se rimane in equilibrio, però abbiamo dei cambi che ce la possono determinare, e ancora una volta tutti quelli che sono entrati hanno dato una scossa importante in un momento dove loro avevano cambiato qualcosa, dove stavamo anche respirando un po', e quindi loro stavano uscendo fuori, però sono stati bravi ragazzi che sono entrati. Allo stesso tempo chi è partito dall'inizio ha fatto una gran partita. Ricordo che giocavamo contro la prima in classifica, una squadra che ha segnato un sacco di gol, una squadra che crea un sacco di palle gol, e quindi insomma credo che oggi vadano fatti i complimenti ai ragazzi nella maniera più assoluta, dal primo che è sceso in campo all'ultimo che oggi magari è rinfortunato, perché queste vittorie si costruiscono durante la settimana con l'unione di intenti, e quindi anche chi non ha partecipato attivamente alla partita ma ha lavorato duramente in settimana per mettere tutti i propri compagni in condizione di esprimersi al meglio, è una cosa molto importante. Insomma, dopo qualche inciampo a inizio campionato, ora la nave va a gonfie vele. Va a gonfie vele, insomma, sicuramente abbiamo delle cose su cui lavorare, assolutamente, però è vero che abbiamo trovato solidità, abbiamo trovato forza nel saper gestire anche i momenti dove l'avversario magari ci palleggia un po', e quindi stiamo crescendo. Stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista. È normale che i risultati ti danno consapevolezza, ti danno sicurezza, ti fanno lavorare meglio durante la settimana, e quindi andiamo avanti con fiducia. Sì, mister, le mosse dalla panchina non hanno fatto la differenza, forse anche per caratteristiche la Tuchella, Meola e ovviamente delle Spinix che anche Deppo a questo gruppo, e Deppo, parlando di quelli che hanno combinato l'uomo. Certo. Io le chiedo se per caratteristica ha deciso di partire con diversi giocatori che entrando alla panchina potessero avere magari più gamba per... Sì, guardate, nella preparazione della partita sicuramente abbiamo tenuto conto del fatto che noi nel secondo tempo potevamo avere un po' più forza di loro nel momento in cui andavamo a cambiare qualcosa negli 11, quindi abbiamo tenuto conto di questo. Nella prima parte della partita abbiamo cercato anche di reggere l'urto loro, e credo che ci siamo riusciti in una maniera molto anche intelligente, perché abbiamo concesso poco, abbiamo lavorato con umiltà, che era la cosa principale su cui lavorare, e con grande personalità, perché non era facile per qualche ragazzo che magari si affaccia a questa categoria, a giocare davanti a questo pubblico. Sono stati giorni e
importanti, ma allo stesso tempo poi siamo riusciti a tramutarli nei 90 minuti nella prestazione, che era la cosa più importante. Proprio su del gol volevo chiederle, perché le prime partite anche te hai giocato tanto davanti alla difesa, forse perché mancava Nunes, però hai ovviamente l'attitudine alla mezzala, come ti trovi quel ruolo lì? Credi magari di poter anche incidere di più in quella posizione? Come mezzala? Sì. Sicuramente il mio ruolo, diciamo che è centrocampista un po' più avanzato, mezzala trequartista, però insomma siamo tutti a disposizione del mister, c'era bisogno di fare il play davanti alla difesa e l'ho fatto io come poteva farlo qualcun altro senza problemi. Sicuramente sono un centrocampista un po' più offensivo che difensivo, però appunto sono applicato e ho provato a migliorare sotto quel punto di vista. Il mister? Immagino la pensi. Ho detto giusto? È stato bravo? No, nel senso che un ragazzo che gli ho chiesto anche un sacrificio da un punto di vista di quello che potevano essere anche magari le sue prestazioni per il bene della squadra, e si è messo a disposizione da grande calciatore, da grande uomo e da grande giocatore del Treviso, perché c'è anche attaccamento dietro a sti ragazzi, soprattutto magari quelli che sono qui da un po', e quindi a maggior ragione merita di aver avuto anche lui una bella soddisfazione oggi in questa partita. Domande? Sì, a proposito così del pubblico, vogliamo dire qualcosa? Insomma, è stato bellissimo, però io mi aspettavo una cornice del genere, comunque sentendo parlare i tifosi, la società e tutto, però è stato veramente emozionante, e credo che il boato nel momento del gol ce lo ricorderemo per un bel po' di tempo, perché è stato un momento bellissimo, insomma, ecco, quindi sono stati il 12° uomo, forse anche il 13°, perché alla fine ci hanno dato una grossa spinta, tanta roba. Anche te dopo sei qui a 4 anni. 4 anni, sì. Mai hai visto un pubblico così allegri? No, forse l'anno scorso l'ultima partita. Non sei mai stato in 2000? E l'anno scorso quanti erano? L'ultima 2000? E oggi? 3100. Allora decisamente di più, appunto il boato, il gol al 90° di Ale è stato... non si è capito più niente in realtà, maglietta, gente in campo, è stato emozionante veramente. Tocca sempre fare l'intervista delle esperienze. Chiamate la zona delle Spinis, il Treviso vince sempre l'ultimo delle Spinis. Domani mi divertirò a pubblicare le frasi di apertura. Il gol pazzesco, cioè. A me va bene tutto, a me. Fate quello che volete, assolutamente. Io adesso ricordo poco, perché come ha detto Depo è stata un'emozione istantanea, indescrivibile. È già successo 2 settimane fa, ma questa credo ancora di più, soprattutto per il numero di tifosi, per quanto ci teneva la società, il pubblico e tutti, e quindi sono contentissimo di questo e sono ancora nervoso perché potevo farne 2, però va bene, uno va bene, e vorrà dire che lo terrò per la prossima. Non diciamo come l'abbiamo gestita. No. Emozione fortissima, ti sei tolto la maglia, non capivi più niente. Sì. No, infatti come ho detto è stato proprio una cosa istantanea, emozioni che voglio ricordare e che spero che siano un punto di inizio per noi, perché questa è una partita che secondo me poteva darci una svolta soprattutto a livello di punti, ma per tenere comunque il passo delle prime contro una squadra che non aveva mai perso. E siamo contenti perché abbiamo mantenuto questa vittoria, che su 3 partite abbiamo fatto 3 vittorie in casa, quindi siamo contentissimi e deve diventare il nostro fortino, e quindi dobbiamo continuare così, soprattutto in casa. C'è qualcuno, Ciao. Qualcuno a cui vuoi dedicare questo gol così importante, così pesante, diciamo? Guarda, sicuramente ai miei genitori e mia sorella, che sono sempre presenti, soprattutto per questa settimana che ho avuto un po' di problemi, che ero uscito la scorsa che avevo avuto qualche problemino,
ma soprattutto in generale a mia famiglia e a mia sorella, ma in questa settimana, oltre che ai miei compagni, soprattutto ai miei due fisio, Roby e Luigi, che mi sono stati dietro come 24 ore su 24 e quindi questo lo dedico a loro. Bravo, bel gesto. Una domanda per tutti e due i giocatori. Sì. Dove può arrivare questo Treviso? Visto che avete già affrontato diverse squadre, Codiense, Dolomiti in Coppa, Zanense e oggi in Mestre, avete fatto bene, quindi cosa potete puntare? Cioè io? No, noi siamo consapevoli della nostra forza e sappiamo che ci sono squadre importanti, ma stiamo dimostrando e vogliamo dimostrare ogni partita di potercela giocare con tutti. Poi il risultato secondo me è una cosa che viene successivamente, piano piano stanno arrivando perché siamo alla terza vittoria consecutiva, però vogliamo mantenere questo standard qui e non dobbiamo avere paura di nessuno. Poi le partite sono fatte di episodi e quindi dobbiamo portarle a favore nostro per portare più vittorie possibili. In questo momento parlare di dove arrivare è una cosa un po', diciamo, siamo lontani dal traguardo, quindi noi stiamo vivendo partita ogni partita col mister, con lo staff a prepararla ogni settimana e lo stiamo facendo bene e i risultati stanno arrivando, quindi dobbiamo mantenere questi ritmi qui, questa concentrazione qui e secondo me ci toglieremo tante soddisfazioni. Dove arriveremo non lo so, ma sono convinto che i tifosi saranno contenti di quello che faremo quest'anno. Credo che appunto sì, come ha detto Ale, noi non ci poniamo limiti, noi scendiamo in campo ogni domenica per vincere la partita. Chi c'è davanti non ci interessa, noi sappiamo la nostra forza, sappiamo i nostri punti di forza, sappiamo quanto siamo forti, sappiamo che appunto se continuiamo a non subire gol, un gol da prima o dopo lo facciamo perché davanti siamo forti con i cambi, con la rosa è ampia, chi gioca, per cui penso che appunto non ci poniamo limiti e andiamo avanti partita dopo partita. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.